Countdown a 0 per il Gran Premio Italia Femmine 2025. 2000 metri da percorrere per 11 cavalle di 3 anni. Passa anche da qui la strada che porta alle Oaks e anche eventualmente al Derby. All'1 Jenny LJ, Italo Tamborrino, 2 Giovaz, Antonio Di Nardo, 3 Giulio P, Vincenzo Luongo, 4 Goldie Home, Davide Di Stefano, 5 Ginger Wise S, Alessandro Gocciadoro, 6 Goggia, Edoardo Baccalini, 7 Gales Lebanon, Roberto Vecchione, 8 Glory Winner, Francesco Facci, 9 Giulia Play, Edoardo Loccisano, 10 Jessica Pass, Pietro Gubellini, 11 Galassia GL, Lorenzo Baldi. Parte piano Goggia e si va con lotta per il comando lungo la corda veloce. Jenny LJ che contiene tutte le rivali. All'esterno c'è la progressione da parte di Goldie Home. Giovaz che sbaglia anche Jenny LJ e così si ritrova al comando. Numero 1 Goldie Jenny Home, LJ dopo 200 metri di corsa punta in avanti. Numero Ginger 2 Wise Giovaz S che con decisione va a presentarsi su Goldie Home, prova a girare la frusta Davide Di Stefano. Le due che vanno in lotta dopo 400 metri, insiste Ginger Wise su Goldie Home prima di sbagliare. E così Goldie Home rimane al comando 29-6 per i primi 400 metri di corsa, con all'avanguardia Goldie Home nei confronti di Giulia OP. Terza posizione per Glory Winner che precede Jessica Pass, poi Giulia Play e Goggia. Questa la fila indiana dei superstiti dopo 600 metri in 45,8. Prosegue in vantaggio Goldie Home nei confronti di Giulia OP. All'esterno non muove ancora nessuno, la leader che si può permettere un parziale di tutto comodo sulla retta di là, 16,4, 32,6 questi 400 metri. Goldie Home che prosegue a ritmo blando al comando nei confronti di Giulia OP, Glory Winner, Jessica Pass, Giulia Play, poi Galassia GL che buca di dentro Goggia, che sembra essere quella che rompe gli indugi, però si crea l'onda e allora spostano tutte al largo con Glory Winner che prende in mano la situazione, va accanto a Goldie Home. In terza ruota Goggia che prova la progressione, il chilometro è stato girato in 1.19.1, ancora un 16 che porta 1.35.1, i 1.200 di assoluto nulla. Glory Winner prova ad andare su Goldie Home, in mezzo alla pista c'è Goggia, in corda Giulia OP avanti a Galassia GL, seconda pariglia per Jessica Pass, si accelera sulla curva di destra, 15,4 di frazione. Goldie Home in progressione, prova a sbarazzarsi delle rivali. Glory Winner al suo esterno, in corda Giulia OP, Goggia costretta in terza corsia costante, non hanno spazio invece né Galassia GL né Jessica Pass, la retta di là in 14,3, 2,4,8 il miglio di corsa. Goldie Home è in vantaggio, Glory Winner lavora sul passo al suo esterno, in corda Giulia OP che attenderà l'open stretch, poi Jessica Pass, l'ingresso dell'addirittura d'arrivo con Goldie Home che l'affronta in vantaggio. Glory Winner all'esterno, Giulia OP in corda, insiste Glory Winner all'attacco di Goldie Home, passa Glory Winner nei confronti di Goldie Home ed è Glory Winner la mattatrice della prima parte di stagione, vince anche l'Italia dopo l'Etruria. Al secondo Goldie Home, al terzo Giulia OP, finisce forte ma da troppo lontano Giulia Play. 29,3 ad arrivare, 1,16,8 il doppio chilometro di Glory Winner. Francesco Facci per il training di Eric Bondo, i colori della Winner Stable. Passa frusta in spalla Francesco Facci, ancora una vittoria per la figlia di Vivi Duaisa S, che si impone nettamente nei confronti di Goldie Home e Giulia OP, e dopo l'Etruria fa suo anche l'Italia. È lei la dominatrice della prima parte di stagione 2025. Glory Winner, Francesco Facci, Eric Bondo, la scuderia Winner Stable. E allora andiamo in premiazione da Glory Winner e Francesco Facci.